in collaborazione con Questa settimana, puntata delle feste, siamo insieme, ci facciamo un bellissimo tour e ovviamente la tavola delle feste, la provincia è quella di Modena, però Claudio non facciamo solamente festa. No. Parliamo del territorio, delle sue caratteristiche, delle sue produzioni e soprattutto insomma quello che offre un territorio che è al confine. Siamo a Carpi, quindi siamo vicino a Mantova, siamo vicino a Reggio, ci sono delle particolarità molto interessanti che poi troveremo anche sulla tavola. Parmigiano Reggiano, riso e tante altre cose. E poi parleremo anche tanto d'ambiente, perché questa è un'azienda che per l'ambiente ha un occhio di riguardo. Si chiama il Lago dei Sogni, l'azienda agrituristica che ci ospita, e credo sia immediato il capire perché, anche se in realtà i laghi sono poi più di uno. Oggi siamo qui, la provincia è quella di Modena, siamo in comune di Carpi, in realtà però a pochissimi metri dal confine con la provincia di Reggio Emilia. Siamo ospiti, come ho detto, di questa azienda agricola agrituristica, il Lago dei Sogni, qui con me Roberto Gherardi, che è la prima di 3 generazioni che ha fatto crescere e con tanto amore, tanta attenzione all'ambiente questa azienda. Allora Roberto, cominciamo proprio dal nome, il Lago dei Sogni, perché si chiama così? Allora, il Lago dei Sogni è nato da uno dei miei nipoti mentre facevo il corso per agriturista e volevano metterci il mio nome, ma io non ho voluto e l'abbiamo estratto a sorte, ognuno ha fatto il suo bigliettino e hanno estratto quello di un mio nipote che adesso è il cuoco. Ecco, quindi insomma il bigliettino era quello di Daniele che poi lo incontreremo dopo. Io dicevo, in effetti però i laghi ci sono questi laghi erano un sogno, Sì, un suo sogno. È stato un sogno dopo tanti sacrifici, ho detto adesso prima di arrivare ad una certa età ho voluto dare all'ambiente un certo tono, insomma. È diventato un ambiente che a me piace parecchio. È tornato al naturale ed è il mio scopo e probabilmente non mi fermo qua. Ecco, quindi insomma ci sono ancora tante cose in cantiere. Ma perché è tornata al naturale? Questa in origine era una zona di valle, poi c'è stato il riso, per cui insomma qua l'acqua e la terra sono sempre andate assieme. Sì, io è tornato al naturale per la passione mia personale, diciamo, perché ho veramente passione nell'ambiente, vedo che purtroppo l'ambiente in questi ultimi 40 anni posso proprio dire che l'abbiamo distrutto e penso che ai miei nipoti gli ho sempre detto vi creo un ambiente che in futuro senz'altro vi darà soddisfazioni in tutti i sensi. Ecco, infatti, e queste davvero ne sta dando tante. Questi laghi sono bellissimi perché ci sono gli animali, alcuni sono dell'azienda e quindi sono le anatre, ci sono oche, però ci sono anche gli animali che arrivano di passaggio, quindi è un'area importante per la biodiversità. È un'oasi, diciamo, è un'oasi. E c'è acqua e c'è anche bosco lasciato come era naturale. Io le piante le tengo curate, le formo e poi dopo lascio tutto al naturale. Tutto questo su quanti ettari? Allora, da laghi ne ho circa 6 ettari e del bosco ne ho circa 3 ettari. L'azienda complessivamente quanti ettari sono? Sono intorno ai 90 ettari. E se lei deve irrigare, utilizza in qualche modo l'acqua dei laghi? L'acqua dei laghi la utilizzo diciamo, ad irrigare il bosco e invece il canale lo utilizzo ad irrigare tutta l'azienda agricola. Cioè il mais, una volta le bietole adesso le abbiamo smesse e i prati ho sempre irrigato in quel modo qua.
Certo, insomma, quindi in qualche modo è quasi autosufficiente, insomma, quindi anche in periodi di siccità è una bella sicurezza avere l'acqua in azienda. Veniamo proprio all'aspetto agricolo. Voi oggi che cosa fate? Mi dicevo un tempo facevamo bietole, oggi? Noi siamo nati risicoltori, ma agli anni 70 con l'inquinamento abbiamo dovuto smettere, poi dopo si sono raccordati con i depuratori e da lì abbiamo cioè in valle ci sono un po' di risaie. Dopo io mi sono portato sulla medica e in rotazione mettevo bietole e grano. E poi abbiamo il vigneto con varietà ancellotta e che lo usiamo, insomma, vado in cantina, alle cantine riunite di Reggio Emilia. Certo, ecco, quindi fate del Lambrusco. Lambrusco, tutto Lambrusco, Tutto Lambrusco. esatto. Vabbè, questa è terra di Lambrusco. Tra l'altro, a proposito di riso, adesso arriverà anche Claudio, perché come sempre la puntata delle nostre feste la facciamo tutti insieme e Claudio ci parlerà proprio perché comunque il riso è ancora una coltura presente in questa zona. Io adesso volevo però sapere una curiosità su questi laghi. Noi abbiamo visto degli animali bellissimi. Lei tra l'altro quando li chiama questi arrivano come se niente fosse. Oggi è tutto gelato e sono un po' in difficoltà. C'è chi ha paura e chi no. Sì, gli animali sono animali di quest'anno, i germani, perciò col ghiaccio sono impreparati, si fanno il loro buco e non tornano. Però quando c'è l'acqua così, io tutti i miei animali quando li chiamo mi vengono vicini. Allora io la ringrazio, adesso ci avviciniamo, noi andiamo vicino a casa perché so che ci sono gli asini, insomma voglio conoscere gli altri animali dell'azienda. La linea passa a Claudio che è a pochi chilometri da qui, ci parlerà di Parmigiano Reggiano e poi dopo noi ci ritroviamo. Mi trovo a Lisignano, una frazione qua alle porte di Modena, quindi sono in territorio modenese. Questo è il caseificio Quattro Madonne. Incontro il presidente Andrea Nascimeni. Buongiorno Andrea. Allora, un caseificio che insomma valorizza molto anche le biodiversità, no? Questa è una struttura molto articolata. Innanzitutto, insomma, quanti soci avete come caseificio? Abbiamo 60 soci, copriamo la provincia di Modena dalla Bassa, diciamo da Novi fino a Fanano e Sestola, provincia di Reggio, e un socio in provincia di Mantova e 2 soci in provincia di Parma. Insomma, quindi siete molto strutturati anche come personale, insomma, avete il vostro da fare, insomma, quante sì, persone lavorano? Anche come dipendenti, tra tutti i nostri caseifici, che sono 5, abbiamo oltre 60 dipendenti. Quindi, insomma, avete il vostro da fare. Voi puntate molto anche sulla biodiversità, perché qua comunque vengono lavorati diversi latti, non solo quello diciamo della classica pezzata bianca-nera, ma anche altre razze. Sì, abbiamo la rossa reggiana, abbiamo il biologico, abbiamo alcuni produttori della montagna che producono latte biologico, quindi trasformiamo in parmigiano reggiano biologico, prodotto di montagna perché il caseificio di Varano di Serramazzoni è sopra i 600 metri, quindi si può fregiare del marchio del prodotto di montagna, abbiamo vacche brune, quindi abbiamo tutte le biodiversità del parmigiano e in più abbiamo stagionature che arrivano fino a 80-90 mesi, quindi non solo la classica 24 mesi ma... Adesso il consumatore è molto attento alle stagionature. Bene Andrea, adesso noi entriamo in stabilimento, ci vestiamo ed entriamo in stabilimento. Presidente, qua vedo tante caldaie, quindi una capacità produttiva importante. Quante sono complessivamente? Qui sono 52 caldaie, quindi 2 forme per ogni caldaia, possiamo fare 104 forme più il 15% che ci è concesso dal disciplinare, in totale possiamo fare al massimo 120 forme di parmigiano reggiano al giorno. Quindi è corretto dire che il vostro è uno dei caseifici più importanti del comprensorio in termini di capacità produttiva? Sì, questo che è il caseificio di Lesignana è sicuramente uno dei caseifici più grandi, tra i più grandi. Complessivamente come Quattro Madonne arriviamo a produrre quasi 280 forme al giorno, perché abbiamo altri caseifici, una a Medolla, una a Varano di Serramazzoni, una ad Arceto, a Scandiano e una a Correggio.
Quindi è un caseificio, una struttura che è un po' radicata su tutto il territorio modenese, no? Beh, non solo modenese, perché c'è anche il reggiano, abbiamo 2 soci a Fidenza, quindi Parma, e un socio a Quistello, quindi Mantova. Quindi copriamo tutta, diciamo, l'area di produzione del parmigiano reggiano, dalla pianura alla montagna. Poi c'è una caratteristica, voi lavorate latte non solo di pessata bianca e nera, quella che diciamo è la più diffusa, ma tenete distinte le lavorazioni della bruna, quindi la razza bruna alpina, e anche la rossa reggiana, che sono delle nicchie produttive però molto apprezzate anche dai consumatori. Oltre a questo abbiamo anche una produzione di biologico, perché i nostri soci, una parte di soci della montagna, producono latte biologico, di conseguenza noi facciamo la trasformazione parmigiano reggiano, tenendo rigorosamente separato il latte alla raccolta, il latte durante la lavorazione, il formaggio in salatoio e anche in magazzino, e avremo poi alla fine abbiamo la certificazione biologica. Allora riassumiamo, in un anno quante forme producete complessivamente? Beh, 2021 dovremmo arrivare a 100.000, un numero tondo ma un numero molto, molto importante. Di queste circa 10.000 sono di biologico, 1.200 sono di vacche rosse, poi un numero molto ristretto di brune. Ecco, come viene valorizzato il latte diverso, in questo caso la rossa reggiana piuttosto che la bruna alpina? Ecco, anche sul piano, diciamo, della valorizzazione economica, quindi ha un valore aggiunto la rossa reggiana come la bruna alpina, il consumatore va a cercare queste nicchie produttive? Cerca queste biodiversità, le cerca perché comunque nel prodotto trova veramente la differenza dal parmigiano, chiamiamolo convenzionale, della frisona rispetto a queste produzioni. Quindi il cliente la cerca e noi la paga naturalmente un po' di più perché ci sono caratteristiche che richiedono questo costo. Il costo è anche derivato dai costi maggiori che hanno poi gli allevatori ad allevare questi animali, che casomai producono un po' meno, hanno un disciplinare ancora più ristretto e quindi insomma il costo è leggermente maggiore, però viene riconosciuto. Anche perché c'è più attenzione da parte vostra per questi disciplinari, quindi tenere distinto il latte dall'altro. E poi entriamo nel grande campo delle stagionature, no? Un po' negli ultimi tempi il consumatore vuole apprezzare, vuole assaggiare, no? Le diverse stagionature che hanno, pur essendo lo stesso formaggio, hanno comunque delle caratteristiche organolettiche che sono diverse. Certo, noi per esempio arriviamo a stagionature fino a 80 mesi, quindi dalla stagionatura più classica che è quella dei 24 mesi, si passa a 30, 36, 40, poi raggiungiamo fino agli 80 mesi. 80 mesi che oggi vuol dire una produzione del 2014, perché dire 80 mesi si fa presto, però se torniamo indietro al 2014 quante cose sono successe. Quante cose sono successe, quindi un prodotto sicuramente che cambia nelle caratteristiche, però la caratteristica base è quella del parmigiano reggiano, un prodotto naturale al 100% e che può arrivare fino a quelle stagionature. E questo è importante. Presidente, noi ci dobbiamo fermare qualche minuto per la pubblicità, continuiamo a parlare del suo caseificio e anche di queste differenze nella stagionatura e anche di quello che voi avete allestito nel vostro caseificio, uno dei pochi del comprensorio che il visitatore può seguire, vedere, quindi osservare i processi produttivi dietro ad una vetrina, e quindi questo è molto importante perché comunque il consumatore vuole vedere insomma come si fa il parmigiano reggiano. Un po' di pubblicità.